Anche al sindaco di Padova e alla sua giunta arriveranno gli adeguamenti di stipendio per gli amministratori previsti dalla legge di bilancio del governo Draghi. Con una delibera comunale, Palazzo Moroni ha approvato l'adeguamento degli stipendi. La delibera prevede l'aumento dell'indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale a partire da quest'anno con il 45% fino al definitivo 80% nel 2024. Oggi il sindaco Giordani guadagna 6.200 euro lordi al mese, che diventeranno 11.000 dal 2024 in poi, netti quindi saranno circa 6.000 euro al mese. Recepiamo una legge dello Stato nota dal 2021, trasversalmente sostenuta dalle forze politiche. Fare il sindaco o l'assessore prevede responsabilità personali enormi, nella maggior parte dei casi la rinuncia delle attività precedenti e buona parte della vita privata e a tanto lavoro quotidiano, ha detto in una nota il sindaco Sergio Giordani. In secondo luogo, se il Parlamento ha legiferato su questo punto è anche per una ragione che condivido, continua Giordani. L'idea che si possa diventare amministratori solo perché ricchi e benestanti è sbagliata e produce storture gravi nella gestione della cosa pubblica. Io sono di certo una persona fortunata, ma chi verrà dopo, a prescindere dal colore politico, a Padova come negli altri comuni, deve poter compiere questa scelta così impegnativa a prescindere dalle condizioni di partenza. Ha detto poi Giordani, rispondendo anche a chi tra le fila dell'opposizione dice che potrebbe fare beneficenza. L'ho sempre fatta, anche prima di essere sindaco, e continuerò ora e dopo, ma quello è un fatto privato e ostentarla, specie nel mio ruolo, non rientra nel mio stile, ha concluso Giordani.